la Sardegna torna finalmente a volare a pieno regime. Come vi avevamo anticipato nella giornata di ieri, infatti Ita Airways ha presentato la sua proposta per il bando di continuità territoriale a partire dallo scalo di Alghero, nelle tratte sia per Milano Linate che per Roma Fiumicino. Nella tratta con Roma Fiumicino dovrà vedersela anche con Volotea, che ha presentato un'offerta nella rotta che collega l'aeroporto della Riviera del Corallo alla capitale. La continuità territoriale dovrebbe essere quindi salva in tutti e tre gli aeroporti dell'isola, lo racconta Michele Ruffi, pagina 7 sull'Unione Sarda, e Salvatore Santoni, pagina 2 sulla Nuova Sardegna, raccontando anche la soddisfazione da parte dell'assessore ai trasporti Barbara Manca, che ha rivendicato la scelta di proporre una procedura ordinaria per i bandi di continuità territoriale sullo scalo di Alghero senza ricorrere alla procedura straordinaria. Ita Airways ha annunciato che ci sarà un nuovo investimento da parte della compagnia sullo scalo di Alghero dopo che appunto è stata chiusa la base di Cagliari a seguito dell'assegnazione del bando di continuità territoriale dall'aeroporto cagliaritano alla compagnia Aero Italia. E oggi l'amministratore delegato Gaetano Intredi viene intervistato sulla Nuova Sardegna a pagina 4 da Serena Lullia, che appunto cerca di capire il motivo per cui la compagnia abbia lasciato lo scalo di Alghero. Abbiamo sempre detto che la Sardegna è centrale per noi, spiega l'amministratore delegato di Aero Italia, e Alghero ci ha dato grande soddisfazione, ma come abbiamo più volte detto i costi di gestione sono molto elevati e questo era uno dei motivi per cui abbiamo sempre avuto il dubbio se partecipare o no al bando. Non ci saranno licenziamenti, infatti la compagnia ha annunciato che gli operatori che lavoravano sullo scalo di Alghero verranno dirottati a Olbia, dove la compagnia ha vinto il bando di continuità territoriale, mentre ci saranno 100 nuove assunzioni all'aeroporto di Cagliari, dove la compagnia appunto si è aggiudicata anche in questo caso entrambi gli scali. Un sospiro di sollievo è stato tirato anche dagli amministratori del territorio del nord-ovest dell'isola, in particolare da Giuseppe Magia e Raimondo Cacciotto, rispettivamente sindaci di Sassari e di Alghero, che invitano a non sottovalutare il motivo per cui Aero Italia sia andata via dallo scalo algherese, e quindi cercare di capire quali sono state le criticità che hanno portato a questo stallo che, ricordiamo, è andato avanti per più di un mese e che ha visto lo scalo sempre più messo ai margini della strategia di volo delle compagnie aeree che operano in Sardegna. Un'avvertenza che quindi si risolve positivamente, con la regione che ha messo sul piatto 3,8 milioni per la rotta su Milano Linate e 7,9 milioni di euro per quella su Roma Fiumicino. Tuttavia, a fronte di questo importante investimento, deve cambiare il modo con cui dalla politica viene gestito il problema della continuità territoriale, il problema dei voli, che sta diventando ogni anno più cruciale perché gli investimenti anche da parte delle compagnie aeree sono sempre minori e bisogna cercare di trovare un nuovo sistema per evitare bandi deserti come quello di Alghero, magari vincolando l'offerta dei bandi non ai singoli scali aeroportuali ma a tutti e tre gli aeroporti dell'isola. Una soluzione comunque per il momento è stata fatta, una toppa è stata messa, e quindi anche per quest'anno gli abitanti del nord-ovest dell'isola potranno volare a prezzi calmierati per Milano e Roma. Io sono Alessandro Manno e oggi vi do il quadro d'insieme di mercoledì 9 ottobre. Buongiorno a tutti e tutte voi all'ascolto e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Quadro d'Insieme, la rassegna stampa che ogni giorno legge insieme a voi i principali quotidiani dell'isola e vi racconta le notizie più importanti che riguardano la Sardegna. Un buongiorno anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Calaritana che ci possono ascoltare sia in FM, in radio che in streaming sul sito di Radio Calaritana. Se volete, queste e le altre puntate sono sempre disponibili, le potete trovare sul nostro canale Spotify e YouTube di Tok Tok Sardegna. Sui giornali si continua a parlare dei problemi della sanità. Oggi l'Unione Sarda dedica le prime due pagine dello sfoglio proprio alla protesta dei medici, come abbiamo raccontato nella giornata di ieri, che lavorano per l'azienda ospedaliera del Bruzzu e che hanno minacciato lo sciopero nel caso in cui non vengano adeguati gli stipendi agli altri operatori sanitari delle ASL dell'isola. Tuttavia il problema delle liste d'attesa rimane ed è un problema serio, perché se andiamo a vedere i numeri ci vuole un anno per ottenere una gastroscopia e per molti esami diagnostici, racconta Sara Marci, pagina 3 sull'Unione Sarda, è necessario fare lunghe trasferte. Infatti, se si
cerca la prenotazione a Cagliari, come abbiamo detto, è abbastanza impossibile. L'unica alternativa, racconta Marci, è quella di raggiungere Oristano, ma non prima del 22 settembre dell'anno prossimo. Ciò vuol dire fondamentalmente non 365 giorni di attesa, ma 349, insomma, siamo lì, il tempo non diminuisce di tanto. Va un po' meglio per le visite cardiologiche, dove la prima data utile è il 10 ottobre a San Francesco di Nuoro, ma se non si ha la possibilità di effettuare una trasferta in un'altra provincia e la si vuole prendere per forza a Cagliari, bisognerà attendere almeno 4 mesi circa, il 17 febbraio nello studio di via Zagabria a Cagliari. Insomma, una situazione paradossale dove gli ospedali cagliaritani sono pieni, saturi delle richieste che arrivano dagli ospedali periferici dell'isola per delle visite specialistiche, con questi ultimi che diventano però l'unica ancora di salvezza per riuscire ad avere una visita in tempi brevi, perché appunto le liste d'attesa nel cagliaritano sono effettivamente molto troppo lunghe. La situazione critica degli ospedali sardi viene anche sottolineata dalla Fondazione Gimbe, che effettuando un report sulle prestazioni che il servizio sanitario è tenuto a fornire gratuitamente dietro pagamento di un ticket, i cosiddetti LEA, la Sardegna è attualmente in profondo rosso, ossia, racconta Cristina Cosso, pagina 2 sull'Unione Sarda, non è in grado di garantire il diritto alla salute dei suoi cittadini. Insomma, stipendi dei medici bassi, liste d'attesa lunghissime, una sanità territoriale che ancora fatica a decollare. Questo è, riassumendo, lo stato attuale dei problemi della sanità dell'isola. Oggi i giornali ci dedicano ampio spazio ed è forse uno dei problemi che maggiormente affrontiamo nel corso del nostro podcast, però in questo momento sembra davvero che la situazione stia arrivando ad un punto di rottura con la regione, che è chiamata a ridisegnare il modo con cui si curano le persone in Sardegna, trovando delle alternative alla crisi di sistema che in questo momento è sotto i nostri occhi. Parliamo di industria, di lavoro e della crisi delle aziende metalmeccaniche del Sulcis nell'articolo a firma di Antonella Pani, pagina 17 sull'Unione Sarda. Un territorio, quello del Sulcis, che si è scontrato nel corso degli anni in promesse non mantenute e nel miraggio dell'industria pesante come possibile salvagente per rilanciare il lavoro nella provincia. In questi giorni si sono susseguiti gli incontri tra i metalmeccanici e i sindacati per lanciare appunto un grido d'allarme che non vede una sola azienda interessata, ma tutto un territorio al momento allo stremo, con una smobilitazione generale che sta colpendo tutte le aziende che lavorano appunto nel Sulcis. Alla Portovesme SRL l'azienda ha annunciato, a leggo dell'articolo di Pani, la fermata della linea di zinco, che avrà conseguenze anche sui lavoratori degli altri appalti. Alla Sideralloa i programmi di rilancio sono ancora in stallo e il futuro dei lavoratori è tutto da decifrare. Infine, anche della centrale Enel di Portovesme si sa che chiuderà entro il 2025 per decarbonizzare l'isola, ma non c'è certezza su dove verranno poi collocati gli operai degli appalti, ed è proprio un problema umano, di persone, gli operai appunto che lavorano in queste aziende, che vengono trattati come dei pacchi postali e non è chiaro esattamente quale sarà il futuro sia loro sia delle aziende e del comparto che gira intorno anche a tutte le aziende appaltatrici dei servizi che vengono forniti alle industrie siderurgiche dell'isola. È il retaggio di investimenti sbagliati. Il Sulcis è uno specchio di quella che è stata una tentata politica industriale dell'isola, a cui però non è stato dato seguito nei fatti. Adesso, come affermano i sindacati, ogni posto di lavoro è a rischio e si va verso un disastro sociale per un territorio che aveva già visto gli esiti di mancate politiche industriali, mancata lungimiranza e di abbandono da parte delle grandi aziende a un territorio ormai allo stremo. Parliamo anche di Lingua Blu, perché Coldiretti Sardegna ha quantificato in 25 milioni di euro i danni che gli allevatori hanno subito a causa della diffusione del virus. Lo racconta Andrea Massi da pagina 7 sulla Nuova Sardegna. La richiesta da parte di Coldiretti è quella di mettere in campo una serie di azioni incisive per fornire tutto il supporto necessario alle aziende, partire quindi con la vaccinazione per tutti i capi di bestiame ancora integri e offrire ristori agli allevatori in questo momento in ginocchio a causa della perdita dei capi ovini. La richiesta è anche quella di un intervento costante da parte della regione per contrastare la diffusione dell'insetto che appunto trasmette il virus della Lingua Blu, che sta già mutando in altre varianti ovviamente grazie alla proliferazione che sta avvenendo velocemente in tutta l'isola. In questo momento sono stati individuati due serotipi, il serotipo 3 e il serotipo 8, di cui sono presenti i vaccini, ma appunto il rischio è che nascano nuove varianti che ancora di più mettano in ginocchio tutto il comparto ovicolo della Sardegna. Le ricadute infatti non saranno soltanto nel breve periodo, ma tutto il settore lattiero-caseario rischia di vedersi fortemente ridimensionato, con una riduzione della produzione di latte a causa degli aborti causati dalla diffusione delle malattie.
E parliamo brevemente di sport perché ieri la Dinamo ha battuto 69-82 in trasferta allo Sporting Lisbona nell'esordio. Si tratta della prima vittoria per gli uomini di coach Nedan Markovic da quando è iniziato il campionato, e dopo la sconfitta subita a Milano nella scorsa giornata di campionato per 175 era necessario un segnale anche in chiave europea che potrebbe diventare un trampolino di lancio per motivare anche la squadra che in questo momento si trova in una fase di forte costruzione. In doppia cifra per i bianco-blu, Bibbins con 11 punti e soprattutto Sokolovski con 14 punti, uno dei veri trascinatori della Dinamo in questo primo avvio di stagione. E questa era l'ultima notizia anche per oggi, l'appuntamento quindi è per domani sempre a partire dalle ore 8, se volete, come sapete ormai queste e le altre puntate sono sempre disponibili sul nostro canale Spotify e YouTube di Tok Tok Sardegna. Un saluto quindi da parte mia, da parte di tutta la nostra redazione, e noi ci vediamo, come detto, domani. Buona giornata, ciao! Tok Tok Sardegna è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Cagliari. Il direttore responsabile è Matteo Meloni. Quadro di Insieme è un podcast prodotto da Tok Tok Sardegna, grazie al contributo di CRAI Sardegna.